Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano, siamo su Formula 1 2013, ragazzi purtroppo l'Asia non porta fortuna al Comendone, 16° posto in qualifica, ma per un problema del cazzo, nel senso in Q2 ho aspettato un po' per partire, è arrivata la pioggia battente subito, praticamente poi è arrivato un diluvio giapponese e quindi non sono riuscito a fare il giro veloce, cioè è stata una sfiga incredibile, anche in gara è prevista pioggia al 50%, quindi veramente è dura, qua secondo me la strategia dei box e delle gomme sarà ancora più fondamentale rispetto alle altre gare. La pole position ha preso il solito bibitaro di merda Rosberg e Vettel, Rosberg secondo, Alfonsino terzo e niente, noi 16esimi dobbiamo recuperare assolutamente, però per fortuna Button ha fatto una qualifica di merda e 18esimo, anche lui forse beffato insieme al Grosjean dalla pioggia. Andiamo raga. Vai ragazzi, apriamo del Giappone, andiamo. Dobbiamo rimontare di brutto ragazzi, dobbiamo rimontare di brutto. Porca puttana, ricordiamo prima curva l'incidente tra Prost e Senna, incredibile. Speriamo di non fare la stessa cosa. Grande Come, madonna che partenza, che partenzona comendiana. E si gode, e si gode. Attenzione, incidente davanti, incidente pauroso davanti. Mamma che incidente davanti. Però forse le macchine non si sono ritirate. Mamma che incidente davanti tra la Lotus e un'altra cazzo di macchina. Comenda sta calmo. Mamma mia che incidentone. Attento a non tagliare, bravo. Comunque è prevista pioggia al 50%, quindi secondo me ci becchiamo la pioggia, Madonna, davanti veramente colpo di scena incredibile, però non si sono ritirate nessuna delle due, è pazzesco. Quindi solo un testa a coda alla fine. Però bene per noi che abbiamo recuperato 2 posizioni così. Cazzo, mi sono dimenticato di mettere la miscela elevata, che coglione che è il Comendone, ragazzi. Mamma che madonna davanti qua. Rallentiamo ora, vai. Bravissimo Come. Cosa ha fatto il Come, ragazzi? Sorpasso da manuale. Vai, Samurai Kumenda Fioi, qua a Suzuka. Le previsioni meteo indicano l'arrivo di pioggia leggera fra 10 minuti. Pioggia leggera tra 10 minuti. Mamma mia, ho rischiato l'incidentone con Gigione, ragazzi. Però avevamo un buon passo gara secondo me. Cosa ci siamo mangiati in qualifica? Pazzesco, perché non sono uscito prima con la pioggia. Che coglionazzo. Dai Comendone. Se la pioggia arriva presto però chissà, magari cambiare le gomme. Sarebbe bello una gara pazza così. Mamma il Comendone, che sorpasso, no. Stiamo guidando da Dio per oggi. Mi sto piacendo oggi. Forse per la prima volta mi sto veramente piacendo. Grande Come, supera anche Gigione e Hamilton. Cazzo, se stiamo davanti a Hamilton mangi i coglioni. Però potevamo veramente sfidare la Mercedes. Dai Come. E che c'è Pippo Massa da superare, lo possiamo. Madonna, abbiamo veramente un ritmo gara perfetto, Siamo con i primi oggi. Vai Come, vai la scia, vai. Ciao Pippo. Pippo superato. Superato Pippo Massa, ragazzi. Superato Pippa Massa. Vai, altro giro completato. Le gomme non sono messe bene però, Carburante normale.
Giro record di veneziano, ragazzi. Giro record di veneziano. Qualcosa di incredibile oggi, eh. Grande Cume, grandissimo Cume. E comunque non siamo lontani da Rosbif, non siamo lontani dal quarto posto. Devo stare concentrato però, calmo e tranquillo. Ecco Rosberg, prova a superarlo. Invece mica è provo, però sta calmo, sta buono, sta tranquillo. Allora, ho sbagliato 3 all'ora, però cazzo, non me l'aspettavo così lento. Scusate ragazzi, piccola interruzione, andiamo. Sempre in lotta con Rosbif. I pneumatici della vettura dietro di te sono molto meno usurati dei nostri. Che bello. Cercare di mantenere questo distacco il più Hamilton ha le gomme meno usurate, vaffanculo, va. Belle notizie sempre del mio ingegnere maledetto. Attenzione, ecco perché Rosberg andava piano, i pneumatici erano finiti. Cazzo, ma in tanti vanno nei box. La vettura di Vettel ora monta a gomme dure. Siamo secondi tutti già ai box al quarto giro. Le gomme veramente disastrose in Giappone. La Pirelli, Paul Embry ha portato gomme di merda in Giappone, ragazzi. Mamma mia, la Pirelli cosa ha combinato. Degrado gomme devastante. Hamilton invece ha le gomme buone, però me l'ha appena detto il mio ingegnere. Sempre belle notizie mi dà sto stronzo. Sono finite le gomme, ragazzi, è ufficiale. La cosa è abbastanza ufficiale. Bravo. Mamma che testa coda. Ho rischiato il testa coda qua. Contro sorpasso su Gigione. Ma Gigione è in forma, ragazzi. Gigione è in forma e ha le gomme buone. Ci aspettavamo di ritrovarci 7 posizioni più in basso in classifica. Continua così. Io continuo così, ma mi hai veramente portato delle gomme di merda, porca puttana. Già finite così al quarto giro. Porca puttanona, miseriacciola schifosa. Bravo Kume, dai. Devo fare un altro giro però assolutamente, perché sennò dopo rischio di trovarmi con le dure consumate alla fine. Cazzo, Hamilton, mi dispiace, ma Fra circa 5 minuti. avvertimento, devo stare attento, scusate ragazzi, però fra 5 minuti piove comunque, è stato più forte di me, non poteva superarmi Gigione e Hamilton. Ci sono molto usurati, puoi tornare ai box per sostituirli se vuoi. Al prossimo giro arrivo, vecchio. Siamo primi, ragazzi. Siamo pronti per il pit stop. In testa alla corsa, il commendone veneziano. Prova a tenere un giro in più, vediamo cosa combino. Anche se... ciao, evviva! Dovrebbe sostituire gli pneumatici nei prossimi 5 giri. Non ho capito chi però, cazzo. Qualcuno non è, fa una sosta più lunga, fa lo stint lungo. Non ho capito chi però. No? No, come no? Le gomme sono finite, ragazzi. Le gomme sono veramente finite. Al Bibitaro, forse Vettel. Piano, non rischiamo. L'importante è andare a punti, ragazzi. Il 16° posto in griglia, va benissimo tutto. Anche un 10° posto. Anche se piacerebbe almeno nono per tenere l'obiettivo scuderia. Senti che roba! Le gomme sono completamente rosse, ragazzi. Non ho parole, non era da tanto che non vedevamo delle gomme così, eh. Occhio come occhio però. Senti che roba. Adesso vediamo, speriamo di uscire insomma in una posizione decente almeno. Ti aspettiamo, rientra ai box in questo giro. Sì sì, vecchio mio, arrivo subito. Non preoccuparti. Guarda come sono preso. Vettel ha un ritardo di 5 secondi da te. Però deve anche lui andare ai box. Ok, finalmente ai box, mamma mia che affanno, ragazzi. Ma guarda le gomme, ragazzi, le gomme sono tutte rosse. Ok, terzi.
Vai. Sesto posto per il momento. Settimo posto. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Occhio, dai veloci, dai veloci, dai veloci. Mamma, guarda sto coglione di resta. Cerca di preservare i pneumatici. Mamma mia, che coglione di resta. Mi è arrivato in bocca, cazzi tuoi vecchio, non me ne frega niente. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungere. Settimi siamo, madonna quanto ho rischiato, mi sono cagato addosso però fioi. Mi sono cagato addosso, è andata bene, però è colpa sua assolutamente. Cioè io sono uscito dai box, sto qua mi entra così come un drogato, cioè. Cazzo vuoi di resta? Sei invidioso perché sono la Sauber, tu sei ancora la Force India, pippone. Oh, c'è il Grosjean però. C'è il Grosjean vicino, raga. E in quella curva prendiamo tanti secondi, però molto molto bene. Bravo Kume. Vai Comendon, vai Comendon. Guarda che bagarre là in me. Dopo Grosjean, ragazzi, c'è una bagarre mondiale. Piove, inizia a piovere intanto. Inizia a piovere leggermente. Il tuo ritmo di gara è ottimo, continua così. Sì, anche qua in chicane piove. Poco, però piove. Giro record del Bibitaro, ragazzi. Intanto 2 macchine in box, bene, bene. La vettura alle tue spalle dispone di pneumatici a mescolatura, effettuerà uno stint lungo. Quarto posto. Quarto posto comendiano, quanto godo ragazzi. La vettura dietro di te ha l'alettone anteriore danneggiato, ma non sembra niente di serio. Ok. Comunque nessun ritiro, ma tanto casino poi in partenza con l'incidente che si sono fatti il computer davanti. I suggeriscono che Vettel si fermerà ai box fra 3 giri. Ok, Vettel ancora non è andato ai box, quindi stint lungo per Vettel, Ma a sto punto è partito con le dure Vettel, cioè boh, non ci sto capendo un cazzo. Tanto ancora pioggia leggerissima. Pioggia lieve sul tracciato, sta iniziando a piovere. Sì, ho visto vecchio, ho visto. Ho vistus. Tanto nessun ritiro. E noi siamo al quarto posto. Medaglia di legno in questo momento. Però che sboccio. Metto la firma subito. Metto subito la firma per il quarto posto. Ero 16esimo, cazzo. Però le gomme sono partite subito, cacchio. Ho visto veramente le gomme andare in crisi molto molto presto. Hai un margine di 2 secondi sulla vettura che ti segue. Guida in modo pulito e non gli offrire opportunità di sorpasso. Va bene. Ancora il giro record del Bibitaro che mi ha rotto il cazzo. Se qualcuno è ai box intanto. Gigione ai box ragazzi. Gigione ai box. La strategia di Hamilton è stata negativa. Sono terzo. Guadagno una posizione incredibile ragazzi. Siamo a podio. Stiamo calmi adesso. Il tuo piazzamento attuale è migliore di ben 6 posizioni rispetto alle Come stai calmo? No! Ecco, appena detto no. Porca puttana, mi sono emozionato. Cazzo, avevo un bel vantaggio su Grosjean e mi sono inculato tutto, ma porca troia. Ho anche sporcato le gomme. Penso sia la pioggia a rompere i coglioni, non mi sembra ancora così pesante, anzi. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Ok, quindi Grosjean ha il motore alla massima potenza. Adesso dobbiamo sentire bene anche del discorso gomme, per il discorso pneumatici da bagnato, anche se la vedo dura. No. I pneumatici vanno abbastanza bene.
Siamo terzi, cioè veramente sono senza parole. Strategia perfetta della Sauber. Che meccanici, fioi. I meccanici Sauber quando hanno visto la foto di Tori, ciao, perché solo la foto possono vedere. Siamo a 10 secondi da Alfonso, Vettel primo chiaramente, cioè Vettel è sempre primo. Porca miseria, però non è ancora dato i box secondo me. Battono nel 13°, bene. Il comandante sta guidando abbastanza bene, ma perché appena dico sta cosa poi vado a sbagliare? Stai zitto, cazzo, comandone. Occhio. Che cagata ancora. Comandone devi stare zitto, Dio santo. Ok, intanto qua piove un po' di più. Però ancora una pioggia. Beh, insomma, ragazzi, comincia a piovere un po' più forte. Però non è ancora da gomma intermedia. Non è ancora da gomma intermedia, ragazzi. Cerchiamo di guidare puliti questi ultimi giri e portare a casa un podio memorabile, ragazzi. Forse è ancora mio, forse è mio il giro record, boh, non mi ricordo, sono troppo concentrato sulla gara. Ecco qua riesco sempre a guadagnare qualcosa. Ok. A sto punto la pioggia deve rimanere così, non mi conviene avere ancora pioggia più rompicazzo, perché sennò un'altra sosta ai box mi può sfavorire sinceramente. Però qua sta piovendo da sbrega, Qua piove. Non da pioggia battente, però neanche da pioggia leggera. Allora, queste curve le ho prese veramente alla grande. Mamma come le ho prese bene. Grande come. Che bello che è Suzuka, però questi sono tracciati, ragazzi. No, Singapore, India, Corea. Quelle vaneggiate là. Cazzo, qua piove a sbrega, però piove di brutto qua, raga. Però l'ingegnere ancora non mi ha detto niente. L'ingegnere non ha detto niente, raga. Per il momento l'ingegnere è ancora su gomme d'asciutto. Nessuno ha cambiato le gomme, secondo me. Alla Red Bull stanno montando gomme morbide sulla vettura di Vettel. Gomme morbide per lui. Ok, adesso fa il pit, ragazzi. È un pazzo Vettel. Ha fatto una strategia paurosa Vettel. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungere. Che strategia di Vettel. Che strategia di Vettel. Forse lo superiamo anche. Pazzesco, siamo secondi, fioi. Eccoti al secondo posto, prova a puntare alla vittoria. No, io sto qua tranquillo, non ci credo, ragazzi. Strategia pazzoide di Sebastiano. Mancano solo pochi giri, quindi a meno che la vettura non sia incontrollabile, ti consiglio di tenere le gomme da asciutto. Ok, mi consiglia le gomme d'asciutto ancora. Beh, insomma, però piove parecchio, qua. Ti raccomandiamo di passare alle intermedie alla prossima sosta. Le gomme Ma che a turbine cazzo? hanno l'aderenza ideale in queste condizioni. No, fio, adesso che cazzo faccio? Porca puttanona, no. No, fio, in un secondo mi ha detto gomme d'asciutto e poi intermedie. Intermedie.
Tutto confermato, gomme intermedie alla prossima sosta. Non so cosa fare, ragazzi, non so cosa fare. Ragazzi, la macchina è incontrollabile però, eh. Qua piove veramente tanto. Vaffanculo, ho dei box, la rischio. Vado dei box. Samurai Comenda si gioca tutto, raga. No, qua diluvia sbrega, ciao fioi. Qua non vedo più la pista e se... Devo andare ai box per forza. Box, box, box. Gli altri non vanno però, eh. Porca puttana, penso sono sbagliato. Pensa sono sbagliato. Intermedie comunque. Vai, via. Gomme intermedie. Però forse ho perso il podio, ragazzi. Libera, via libera. Ma ragazzi, guarda come piove. Ho fatto bene invece, ho fatto benissimo. Solo che manca solo un giro e mezzo. Mamma che gare che gioco, ragazzi. Anche al 25% c'è le condizioni meteo così. Guarda come piove. Vediamo se la strategia comendiana è giusta. Siamo quinti e vanno tutti lentissimi. Dai che vanno tutti lenti, me lo sento che vanno tutti lenti. Guarda com'è che piove. Dai che vanno piano, dai che vanno... Alonso è quarto. Attenzione, forse incidente di Alonso. No, vanno piano ragazzi perché hanno le gomme d'asciutto. No, calma fioi. Forse vanno piano perché hanno le gomme d'asciutto, ma stiamo gran calmi. Forse ho fatto il miracolo. Vanno lentissimo, guarda Alonso va lentissimo. Quarto posto. E questo è Hamilton, ragazzi. E questo è Gigione. Ragazzi, possiamo vincere. Ragazzi è fatto. No, fioi no. Ragazzi, il comandone ha indovinato la strategia. No, c'è ancora uno davanti, però c'è Vettel, no che credo. No, c'è Vettel. No, c'è Vettel. E il Kersh non va. Il solito culo del bibitaro. Sta fermando ai box, Webber ai box. Siamo primi ragazzi, siamo primi, il Kersh... No, il DRS è andato... Ah no, il DRS, che cazzo sto dicendo, il DRS non va con la pioggia, coglione. Scusate, non capisco più niente. Posizioni più avanti del previsto, continua così, non mollare. Non capisco più niente ragazzi. Questo potrebbe essere il capolavoro comendiano. Strategia perfetta, sono andati in box un giro prima e li ho inculati tutti. Adesso non posso parlare ragazzi, chiaramente è una situazione inaspettata ma meravigliosa. Vettel è qua però. Non mi interessa, è Vettel l'uomo che odio più di tutti, me ne devo difendere. Calma, calma, sta buon come no. Che quanti colpi di scena in sta gara ragazzi, quanti colpi di scena. Le gomme usurate subito. La pioggia, il cambio gomme. Oh. Sto azzeccando la strategia ragazzi, la sto azzeccando. Questo può essere il capolavoro Sauber e il capolavoro Kume. Andava lentissimo il computer perché avevano le gomme d'asciutto. Io ho anticipato il tutto e ciao. Però manca ancora tanto, manca ancora troppo. Stai zitto Kume, stai zitto. Voglio vincere in Sauber come ha fatto Vettel in Toro Rosso a Monza. No. Ultima chicane. Ultima chicane. Ragazzi, questa è una gara memorabile. Questa è una gara memorabile. Memorabile. Prima vittoria in carriera per il comandone. Strategia perfetta. Strategia perfetta. Strategia perfetta. Grande Kume. Ho vinto, non ci credo. Gara fantastica, complimenti per la vittoria. Abbiamo conquistato 25 Ma punti. così me lo dici, brutto coglione.
Non ci credo, cosa ho vinto, cosa ho vinto. Con questo risultato rimani al 6° posto nel campionato piloti. Grandi ragazzi, grandi, prima vittoria. Ta na na na, pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa. Ragazzi, vittoria incredibile, non ho parole. Ho azzeccato la strategia, non ci credo. Non ci voglio credere. Questa vittoria è dedicata tutta a voi ragazzi. Ai 10.000 comendiani pazzi. Bibitaro di merda, succhiami il cazzo. Vittoria incredibile. Grande Comendone, vincere sovrassivo, non capisco un cazzo però questa foto, porca puttana. Madonna che vittoria. Madonna che vittoria. Era mail. Oh, nuvoloso a... Madonna India ragazzi, questo sarà duro. Qua abbiamo vinto. Qua godo. Complimenti per la prima vittoria. Anna, Diego Forlan. Prima vittoria della stagione. Offerte. Force India e Williams. No, guarda, con tutto il rispetto, ma andate a fare in culo. E niente, raga. Buono, raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!